Ed ecco la situazione meteorologica. C'è una depressione in azione sul quadrante sud-occidentale del Mediterraneo che vede il coinvolgimento della Sardegna e del meridione tirrenico, mentre al nord continua a dominare l'alta pressione con tempo stabile, clima mite e qualche nuvola in più rispetto ai giorni scorsi. Nel pomeriggio di oggi velature in alleggerimento a partire dal levante, ancora nubi basse sui versanti padani ma meno serrate rispetto alla mattinata e ovunque assenza di fenomeni significativi. Venti forti da nord tra Savonese e Genovese, venti moderati da nord-est a levante con mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, le temperature stazionarie con massime che potranno avere punte fino a 18-19 gradi. Per domani, sabato 7 marzo, la Limet prevede tempo stabile e soleggiato, nubi basse sui versanti padani e centro-occidentali al mattino, in dissolvimento col passare delle ore. Venti sostenuti da nord tra notte e mattino tra Genova di Ponente e Savonese, ma in graduale calo fino a deboli nel pomeriggio, e venti variabili sul resto della regione con intensità molto debole. Mare stirato sotto costa da mosso a poco mosso al largo, le temperature in lieve aumento, le minime stazionarie e le massime con valori al di sopra della media stagionale del periodo. Terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 8 marzo, tempo ancora stabile ma con la presenza di nubi sparse su tutta la Liguria. Non ci saranno precipitazioni e potremo sentire un lieve calo termico.